Buongiorno a tutti, ci ritroviamo ancora con le mie storielline che spero piacciono. Siamo rimasti l'altra volta al 22 di settembre, continuiamo al 23 di settembre. Di cosa parliamo? Assenteisti, vizio italiano, ai ai ai. E olvisi da svagas, in orari da lavorare, le roba veggia, al Sanacaisas, ma una quei volta a imbecca. E la Guardia di Finanza di Salerno, Salafà, la eseguì un'ordinanza un anno sospesa dal lavoro. Ben des person andà a staccare, ma s'han fatto chi c'è chi. Passavano il bacio e invece da lavorare andavano via da lì. All'ospedale dovevano lavorare, ma la spesa andavano a fare. O al bar con i carte a giocare, dal perrucchiere al qua a sistemare. Ogni tanto un che al ciapan. Ma in tanti che fanno in sci, a pensare no che da ne cacciapan, in rubà a facchiro lì. Ma andiamo avanti. Equitalia, la solita Equitalia, che se la prende perfino con i poveri disabili, 24 settembre. La burocrazia italiana adesso che la fa pietà. Se la gatorfani è lei stessa. E ti sei obbligato a pagare. Siamo a Mestre 2006, un disabile da 42 anni passa alla ZTL al gal permesso per i cure ortopedici che fanno e che passa un po' da dì e che arriva una bella multa, 70 euro da pagare, che non il permesso, non risulta. E lui chiama la polizia e che dice che gli doveva chiamare. Nel filmare il parabrezza le via perché la privacy ha da rispettare. E una copia la da fare della patente e un fax fa lui, ma se dimentica da firmare, sa finisce più. E quest'uomo sa fa da buon, giudice di pace, vittoria sicura, che ragione, ma la contravvenzione può non levarla, perché questa opposizione ai vigili e non alla prefettura. E ne hanno in ormai passato. Ma è qui in taglia che memoria cagà, 352 euro da pagare, o più l'auto le sequestrà. E già quello è il nostro Stato, che i disabili se ne frega. Sagaresun fa niente, va dato, il dovuto e tas, o sei multato. Povera Italia. Parliamo anche dei prepotenti, ce ne sono in giro tanti, 25 settembre. Certa gente, un carattere troppo difficile e da risiat, e più troppo in dreumentà, tolleranza, se mingamat. Ieri a Roma, in periferia, a che un bus di linea che da passare, ma lì do macchine a che restringe la strada là. L'autista sonna, ma niente da fa, e lui al disco la da passare. A spostare la macchina e il bus al va, ma poi al stop s'ha da fermare. Quel della macchina, tutti furia, un pugno al veder a sfera là, e le schegge l'autista a inciappà e l'ambulanza a due chiamare. E intanto arriva un'auto della società e lui va su ad aspettare. Arriva l'ambulanza e il cammina là, ma arriva di sé e giù a piccare. E gadano un side da bot. Calce e pugni, e quanto mal, la portare all'ospedale turrot, certa gente in di animale. Oramai il mondo è in sci, certa gente ragiona più. Tirava via la macchina da lì, tu finì e se ne parlava più. Troppo semplice. Andiamo avanti. Londra, stupefacente. 26 settembre. Siamo a Londra, periferia, a che un sciuro a passeggiare. Va in un bus e sulla via, di strani alberi, la nuta. Avvertise la polizia che arriva e guarda me. Ma le cannabis, la Maria, ma la chiamano i sbarbatei. E viene una pianta giù, ben nascosta lì del bus, e che anche di piantun alto 1,5 metri, da buon. Alla deve lì da un bel po' d'anni. Che han pianta tutto, chi pianta lì,
è una sper sicuro qui man a tagliare e curare ogni dì. E il terreno d'un privato, è gran come un cal del ballon. Sa no chi ha coltivato, indagherà e per presumo. Il governo l'è impegnato a perseguire tutti i geni, cassa droga, ma quel di che è un risultato stupefacente. Scarpe pericolose, 27 settembre. Purtroppo è vera, e l'ho già detto, la tolleranza dove le andà, se supporta più niente, e sci, in reazione, in sproposità. A Milano, da persone a che dividono l'appartamento, vedi al salamenta che i scarpe spuzzano e un fastidio a lei. Quel di scarpe al sei furia, va in cucina e in un momento un coltello alla ciapà e l'altra la colpì ripetutamente. A che vicini da qua, che senta tutto sto bordello e i carabinieri a ciamallà e quelli lì la fa un macello. L'olle tutti insanguinà, all'ospedale all'amportà, ma le grave, sa vedrà, e in tal'altra se ne andà. L'han trovato in sussurré, le andrei a cambiare i vestiti, a San Vitur adesso lei, ma starà dentro un po' da dì. Ma se può fare sto case che, dove per un'osservazione, se lavava i pe, più se da spessi pe, al pareva no, un gran voncione. Ultima domenica di settembre, 28, e anche ieri su mandà con la donna a Sarona girà. L'ultima del mese, ormai sa, che i bancarei potranno mancare, a che era proprio tanta gente, e i bancarei erano tutti, si camminano e vendendo in libreria a guardare un po' tutti. In via San Cristoforo per là, a che una freccia che la tamanda, in un negozio un po' partà, pieno della lavanda. E il nostro guido trovo lì e comincia a cicciarà delle tour, negozi, sci, la miela già comprata. Poi avevamo a bere un caffè e si sentono da lontano di taburca suona. Chi l'è? È la banda del Gerenzan. E la banda passa via, era allegra tutti i persone. E da tre, la stessa via, anche la banda da Saron. Vemo avanti a camminare, tanti quadri e tanti bei, ma ormai l'ula le arriva, da qua sono già le 6. La domenica le andà e sono proprio soddisfatto. Girare a Saron, le belle sa, ma col bel tempo, la gente e il suonà, quanta gioia in del cœur ma va. Dimissioni non all'italiana, 29 settembre. 2009 in Inghilterra la segretaria di Stato si dimette perché la debità ai contribuenti 70 euro per due filmetti. Nel 2010 in Giappone un ministro in dimissione la dà 2000 euro la ciappa da bun da una donna che gli ha consegnato. 2011 in Germania un ministro le accusa che la sua tesi la copiava, dimissione subito, se ne andà. 2012 in Inghilterra ministro multà per velocità, al sedimis sto busiarla di che era la donna e non lui a guidare. 2012 Costa Rica una ministra in dimissione la dà un filmetto sexy per un marito, ma per errore tu la guardà. 2013 in Germania una ministra si dimette, accusa la coppia un po' della tesi di internet. Questo succede in del resto del mondo. In Italia, Ghedari Ford si dimettono solamente il di della propria morte. E concludiamo con un proverbio tipico delle nostre parti. Proverbio che è di moda tuttora, che fa così, tutti lo conosceranno. I ca in fa da sas,
in ogni caso dal suo fracasso. Per chi non l'avesse mai sentito, vuol dire che le case sono di sassi, hanno i loro fracassi, ma il significato sarebbe che in ogni casa ci sono discussioni, lamentele e insomma i problemi li hanno un po' tutti. E con questo vi saluto, arrivederci.